Silvana, queste parole. Io, Bonnaro, poche cose, però spero di essere semplice e chiaro su chi volevo narrare. Proite questo progetto. Io devo narrare non tutto sul motivo, su una parte Bonnaro. In questo tempo intanto Bonnaro che come te aggiustiamo su a ragionare Silvana e Geo, voi potete fare di manna, e dunque preparatevi se volete fare cariche di manna, che metta piacere rispondiamo. Ecco, in questo tempo su chi tutto muscolato in nome nostra, in suo travaglio, in sal famiglia, in tanto spessamento, in tantos anneos. Io, come a tutto, mi sono accattato a travagliare e mi abbissa io che non è facile sul travaglio. Sa cosa bella non si accatta nel suo cammino, hai spuntato de pede, tocca dell'asa cercare, e però naro che io prosanneo de ateral vias. E questo tempo che tutto divenne, sai da nostra, in modo particolare sai da nostra, ma la città termanna, in sulla nostra, in suo continente, in Europa, in Asia, in tutto il mondo. Tutto su matessi anneo, tutto su matessi, in tutto su matessi malattia, in tutto su matessi sente che ti ha buttinata da questa onda di male, e tutto chi ponevano riparo. E mi ha chiesto, ma possibile che non resesse a fare nulla di buono? Ai te mi serve in questa almano, questo dono che ha in questa almano, se non so buono a neocare una cosa di buono, in questo momento voi male. E io, come in teatro, ma ho sentito e sento sopra di me questo impegno, questa responsabilità che ha un dono e lo deve dare questo dono, non te lo deve mantenere come te che hanno che sia se uno maladare. E dopo questa grazia di immaginare e magonire vriguras, e mi sono posto a travagliare, mi sono posto a cominciare a pensare come teachere, no? A ponere fronte a questo tempo di catastrofe. E a perseperato tanto entro le domo di tantas vriguras che io, bellas, una vrigura che la io in terra, in chera e in bronzo. La figura in chera mi ha tagliato Gianfranco De Logo alla Magonire in Suvraile, in Castello. La figura in bronzo, questa che si vede in occhio, Ilana usa in questo materiale la famiglia Mascia, Augusto Mascia e Suizzo, Marco Mascia. E ho pensato, la spicco tutta strese, la sputio pone pure in troida, non può apponato, non basta, devi che tornare loco. E ho pensato a questi tre locos, diversos ma uguali, tre locos de Abba, tre santuarios, in una senta naiata tempo facete, a precare, a si passare, a si curare, a bidere sa bellezza, locol di vita, decente che a noi. E ho appetito sa collaborazione, a chi è questo locos lo scurata e vi travagliata, a sa cooperativa degli stelai, del suo tempieso e dei nodule. Devo narre che
subito hanno accettato questa idea mia, chi metta piacere, nel momento sul pensamento del Nando, sapeva chi l'ha nato, chi ti metta contento di questa idea che io ho proposto, sapeva che sono in età in no. E mi ha nato la chiuso, tagliamo. E io mi sono inteso a tu volte di questa adesione a questa idea mia, a questo progetto. E poi ho cominciato a idere bella bello realizzata, magari non sarebbe stata pronta. E mi sono posto a studiare, che ho toccato a vincere sia cose belle, a cattare questa maniera, di commente, da presentare, chi impara aula, non me, ma qualche parola, chi dette vincere, qualche pensamento, a chi è legato un manifesto e narrata, è da de questo lavoro di Diego. Luca gli narra lo idere, vivimos. E costruendo appunto questa poetica che ha unito a tre manas, che sono simbolo di speranza, di esetto, di amicizia e di amore, e ha poi approfondito e ha poi elaborato tutto un progetto in sol diverso loco, a maniera di essere sono manifestati, a maniera di essere questa pubblicità in Facebook, in internet. E in questo mi hanno dato la mano Vinzasa, chi è che sa fotografia, Deborah, chi è mi hanno dato questa informazione in internet, questa cooperativa e tanti altri amici. Queste mamas sono tutte uguali, tutte strese, però sono uguali e diverse, come è nato Silvano. Aumentano un pacco, ma questa non è una cosa che ha fatto ieri, l'ha nata satera di ieri. L'archeologo che fa che su scavo in ocche, Franco Campus, su sindaco dei Tiretti, su che ha fatto il suo museo in Saida Sua, in Itiretti. Ha nato, ma pare ha mettato un pacco la mamma neolitica che veste in perfugas, questa è una mamma in pretta, minoredda, e giù che in massa ha abbracciato sul piscinello, no? E mi piace metta questo fatto che un archeologo che stimo metta, come a Franco Campus, ha pensato, gli venne sul travaglio mio, aveva pensato a sa mamma neolitica del perfugas. Questa è una cosa metta bella. E questa mamma torna grazie a sa vita e a soldono che sa vita data. E stanno preparando questa poetica, non sarebbe mai mannato, picca questa cosa e ringrazia chi sa mamma che ha fatto, ringrazia di tanto dono, che picca questo, a maniera che picca questo travaglio, come chi tu ha fatto una promessa in questo stress santuario. E che che questo siete un ex voto, come è nato Silvano. E pone mannato, non sarebbe mai a pone vinse sul verso di Violeta Parra, la grande cantante e poeta cilena. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, narrata Violeta Parra. Grazie della vita, narrano questa mamas. E ringraziano a nome di chi esiste malaidato e chi poi è sanato e dei suoi familiari si sono a nome di chi è attinito per perdere la vita a nome in saida nostra di chi è ha lavorato in suo loco di cura e in suo servizio e se il vinza si è malaidato rocusto lavorando in questo loco. E dunque ringraziano questa mamma, Vinsasa, tutto questo, che in salvia nostra, hanno aiutato la famiglia che hanno perduto il suo lavoro e che in difficoltà e la hanno aiutata in silenzio, a samutta, che in discrezione,
E tutto questo assente, ringraziate. Sal mamas che sono in occhi esposte in queste 3 giorni. Io, che in queste 3 mamas che ho magonito, e terra, de chera e de brunzo, a poter tu contare, dunque, che in questa esposizione, pro voi, ha veramente spromene, non solo su pranto, che di questo binaia già abbastanza, e de tristura, non solo questo, ma a poter tu contare vinsa sa gioia, sorriso, e sa vita, s'animo in sa vita, che torna a nascere, il locus de abba, appunto, il locus de vita. Nara Violeta Parra, il riso e il pianto, los dos materiales che formano mi canto, perché il canto di voi altri, di voi, è il mio stesso canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. E grazie a voi, che in sa presenza vostra in occhi, ospites, visitatori, che poi potete vedere sul monumento, che in sa guida di Nando. Grazie a voi, che in sa presenza vostra completate e realizzate sul progetto che ha pensato e che sono riuscito a presentare in questa maniera voi dignitosa, umana e allegra. Questo progetto in cui ho creato, metta, e ho lavorato e finalmente lo ho realizzato grazie a voi che siete in occhio. Grazie a tutti voi che siete il benito a ammirare sul lavoro mio in questo luogo nostro, galano e bello. A cantarnos. Grazie.